C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te, non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Quando non si rispetta il papà di una casa, vuol dire che siamo dei depravati, depravati. Non si può buttare tutto quello che mangiate sul dove c'è il nostro papà, è vergognoso. Qualsiasi persona lo fa è vergognosa. È inutile dire zezzausa, robuscette, cose, perché non vale la pena. È come il ciuccio quando lo vai a lavare, perdi tempo e sapone, perdi tempo, acqua e sapone. Allora, buongiorno a chi ama Barletta. Basta ora a fare la cosa generale. Buongiorno ai veri barlettani, buongiorno ai barlettani che amano la propria città. Buongiorno, che Dio vi benedica. Basta a fare sempre polemica con questi sporcaccioni, perché quando uno è sporco, è inutile dire. Quando uno è sporco, è sporco. E non venissero a dire che ci sono i cestini, non venissero a dire tutte quelle puttanate che dicono sempre. Buon lunedì 24 settembre, buongiorno, ripeto, a tutti i veri barlettani, a tutti i barlettani che amano la propria città, a tutti, alla gente pulita che abbiamo, ce ne abbiamo tanta. Purtroppo c'è sempre chi rovina tutto. Vedete, già hanno messo le luminarie per quanto riguarda la festa di San Michele, che ci sarà sabato prossimo. Faremo noi un piccolo spettacolo e gli amici di Barletta che vogliono bene la propria città, secondo me la penseranno proprio uguale a me, ma proprio uguale. No, perché siamo tutti incazzati per quanto riguarda tutti i nostri amici che ci danno una mano, Peppe Di Bari, Fenerizzi, Enzo Delvi. Purtroppo qua non la vogliamo proprio capire questa cosa, e sembra che il nostro appello viene fatto come sfregio, cioè al contrario, ha l'effetto contrario. Allora cambiamo metodo, situazione. Infatti io dirò da oggi sempre buongiorno ai veri barlettani, ai barlettani che amano la propria città, e ce ne sono tanti, perché è veramente vergognoso a vedere certe foto, certe cose. Poi che cosa diamo? Un esempio bruttissimo per chi viene da fuori. C'è stata la notte bianca dove tutti hanno elogiato la cosa della cultura, perché è stato più culturale che Movida, perché la Movida, diciamo che bene o male ce l'abbiamo sempre, tutti i giorni c'è la Movida a Barletta. Allora è stato più per Palazzo della Mare. Infatti c'è stato qualche rissa, dove c'è stato anche un arresto, diciamolo pure. Cioè si vede la mano dove ci sono i giovani che purtroppo non si sa più divertire perché stanno pieni di droga e di alcol. Purtroppo lo devo dire, ma è così. Lo devo dire. Cioè voi non vi sapete proprio divertire, avete
rispetto a noi che abbiamo 50 anni, avete la fortuna di avere le ragazze, ce lo potevamo solo scordare, di uscire con le ragazze fino a mezzanotte, l'una, alle 2. Purtroppo questo è il problema grosso che vedete, ecco perché io non faccio sempre, quando mi dite sempre che voi fai sempre le stesse strade, purtroppo vedete succede questo, che ci sono strade che non prendono proprio la 3 e purtroppo è così. Ecco perché io a volte non mi allontano più di tanto. Questa è la dimostrazione di quello che dico sempre, che non dico chiacchiere. E poi vedete, ti interrompe tutto, ti interrompe anche il discorso, il filo del discorso. Comunque dai, dicevo, purtroppo la movida è quella che ce l'abbiamo tutti i giorni e ben venga, perché non è che possiamo fare tutto un erbe con fascio, perché ci sono giovani che veramente amano anche loro la propria città e si comportano bene, ma la maggior parte delle persone quando bevono un po' di più e si drogano un po' di più, danno i numeri, perché uno che scende da casa sua e vuole fare discussione con qualsiasi persona, vuol dire che tu non c'hai niente nella testa, perché oggi come oggi non sai come inizia la discussione e non sai come finisce. E quello è il vero discorso di Barletta. Purtroppo è così, siamo in un mondo di giovani che sono tutti viziati, perché diciamolo pure, io ho mia figlia, non è che io sono anche io genitore, e fare il genitore oggi come oggi veramente è un'impresa eccezionale, veramente è un'impresa eccezionale essere un buon genitore, perché tu ce la metti tutta, però se la testa l'accompagna in quella strada e se non sei tu che gli vai dietro, perché li devi andare dietro, non è che quando ti dimentichi dei tuoi figli, perché ci sono dei genitori bastardi separati che se ne fregano più un cavolo, perché sembrano che sono degli oggetti. Poi questo è un altro discorso che è cattivo, proprio c'è una cattiveria enorme, proprio una cattiveria di quelle cattiverie che io sento, proprio figli che il papà o la mamma non la vedono non so da quanti anni o da quanti mesi. È veramente vergognoso, ma veramente vergognoso. Vuol dire che non c'è più pudore, non c'è più sangue nelle vene, cioè non c'è più quell'orgoglio di essere genitore, quell'orgoglio di essere quello che sei. Ormai è diventato tutto normale, qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa accade e non c'è proprio niente, proprio non c'è pudore, non c'è niente, è la verità. Ripeto, buongiorno a tutti i veri barlettani, e chi non è barlettano, che ama sentirci e seguirci, ci mancherebbe altro. C'è molta schifezza in giro, signori, c'è molta schifezza. Qui, diciamolo pure, è troppo. Il troppo stroppia e ha stroppiato proprio. Va bene, dai, oggi è lunedì 24, abbiamo questo bellissimo sole anche oggi. Il sole bacia i belli e bacia sempre Barletta. E vi voglio dire pure che da domani ci sarà un calo di temperatura e voglio raffreddarcene da volta. E con questo io vi saluto e vi auguro una buonissima giornata a tutti quanti voi che mi avete scritto. Oggi non ho salutato proprio nessuno, anche perché voi sapete che anche se non vi saluto vi tengo sempre nel cuore. Buongiorno a tutti, Barlet e Avest, ciao a tutti.